Carlo Marchisio, vicepresidente dell'Associazione ANIPLA Milano. Sentiero, ogni individuo deve studiare bene la sua strada che deve percorrere nella sua vita, senza lasciarsi invaghire da tutte le indicazioni che gli arrivano dai giornali, dai mass media, eccetera, eccetera. Deve capire lui direttamente cosa vuol fare. Bisogna avere la consapevolezza che il futuro è in mano alla tecnologia, quindi se uno non si prepara sulla tecnologia non va da nessuna parte. Quindi deve prepararsi sulla tecnologia, consapevolezza di prepararsi sulla tecnologia. Alleanza sì, perché non si può più vivere o lavorare singolarmente, bisogna lavorare in gruppo per dare vita alle proprie idee, cercando iniziative parallele, eccetera, eccetera. Quindi l'alleanza è strategica in assoluto. Ho avuto la grande fortuna di lavorare con l'Olivetti 40 anni fa. Andavo a San Bernardo Scarmagno tutte le settimane perché progettavo le interfacce per i controlli numerici dell'Olivetti. Voi siete tutti giovani ma non sapete che l'Olivetti faceva macchine utensili e controlli numerici. Quindi ho avuto l'opportunità di conoscere questo mondo di Olivetti che era un mondo veramente industrialmente unico. L'ambiente che bisognerebbe riprenderlo e insegnarlo nelle scuole, essere sempre sul pezzo e sulla tecnologia, non lasciarsi divagare da altre cose.